Mister Napoli, partiamo con infortunato Ricciolli, infortunato Cosentino, infortunato anche Romano, espulsione Capozzucchi, la sua squadra riesce comunque a pareggiare contro la capolista, è felice di questo risultato. Sta felice perché non soccombere contro la prima in classifica è già un grande risultato. Abbiamo subito il primo gol su calcio di rigore che era giusto, sacrosanto, perché alzare il braccio all'interno dell'area è fallo da rigore, non c'è nessun dubbio. Però orgoglioso di questi ragazzi perché anche in 10 siamo riusciti a portare a termine la partita nell'1-1 e vi posso garantire che avevo 5-6 under anche all'interno del campo e non hanno mai mollato, il che non significa che sono under e non sono bravi, sono dei ragazzi che devono crescere piano piano e questa è stata la partita che gli ha dato un po' la consacrazione, ma soprattutto la consapevolezza che sono bravi e che devono sempre migliorare, per cui sono orgoglioso dei ragazzi. Come ho detto che domenica scorsa non eravamo stati determinati e determinanti in tante occasioni e che ci poteva anche stare che la sconfitta, perché se non si lotta su ogni pallone partita per partita non si raccoglie mai nessun tipo di punteggio. Oggi hanno lottato su ogni pallone e hanno dimostrato che se la possono giocare con tutti, con la prima in classifica, ma dove che voglio farli ancora migliorare, che magari con la prima in classifica le motivazioni vengono facili. E sono le squadre che magari tu incontri che sono un po' più di bassa classifica, che tante volte devi essere ancora più determinato e più motivato nel voler vincere la partita. Adesso parliamo dei 90 minuti, perché dopo 20 secondi Cerniglia ha subito impegnato il portiere avversario che ha fatto un miracolo incredibile levando la palla dall'incrocio. Sì. Quanto sono importanti quegli episodi? Sono importanti perché soprattutto eravamo pure partiti bene. Poi quel calcio di rigore un po' ci ha tagliato le gambe, perché poi, ripeto, si può fare pure fallo al limite dell'area, ma era un pallone innocuo, non arrivava, forse secondo me, se rimanevamo fermi sulla barriera veniva rimpallata dalla barriera. Però va bene, ok, questo tante volte sono quegli episodi che ti cambiano le partite, però sono anche quegli episodi che ti fanno capire tante altre cose. Averla portata a termine con il punteggio di 1-1 sta a significare che questa è una squadra che non molla mai, ed è questo lo spirito che io voglio dai miei giocatori. Quello che ho un po' detto anche ai tifosi, al pubblico che era all'esterno, che faceva i complimenti a me, ho detto: non dovete fare i complimenti a me, dovete fare gli elogi e i complimenti a questi ragazzi che non hanno mollato in 11, anche in 10. Entra un ragazzino, tanti ragazzini del 2007, alcuni del 2006, sono loro che dovete elogiare e ringraziare, perché noi potremmo anche sbagliare in qualcosa, però cosa puoi dire a questi ragazzi quando lottano dal primo al 95esimo senza mollare mai? E questo per un allenatore è qualcosa di importante. Proprio un ragazzo 2007 come Aiello ha deciso questo match con il pareggio nei minuti finali, era il suo esordio in assoluto in eccellenza, lei se lo aspettava forse? Allora, mi aspettavo più qualcosa a livello aereo e ti spiego perché, perché nei calci piazzati, quando giochiamo durante la settimana, nelle partitelle, nel provare quei calci da fermo, queste cose qui, lui è molto forte, ha una tempistica nel trovare la palla e rubare il tempo all'avversario. Mi sarei un po' più aspettato il famoso colpo di testa, il gol sul colpo di testa. Di piede è stata un'ulteriore sorpresa e questo penso che sarà un esordio che ricorderà, penso, per un bel po' di tempo, per non dire forse per tutta la vita. Entrare, segnare nello stesso tempo e giocare contro giocatori con una certa esperienza come Spinola, Micoli, e poi è entrato anche Di Gaudio, io penso che deve essere che orgoglioso di aver fatto un esordio con la rete, è qualcosa di bello e di importante per noi. Anche oggi una grande risposta da parte del pubblico, quanto sono importanti per spingere di più? Li abbiamo un po' sparsi per tutto il perimetro del campo,
li avremmo voluti un po' più assemblati sugli spalti. Ci stiamo lavorando anche su questo, avete visto che c'è già la tribunetta nuova, penso che faranno ancora altri lavori. Quando l'avremo ancora di più, un po' più vicino a noi, diciamo che oggi sono stati anche determinanti, è stato il 12° uomo in campo. Non sono 10.000, ma si fanno sentire per 10.000. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima sfida contro il Castelbuono, che oggi è uscito sconfitta nel match contro il Casteldaccia con il risultato di 2-0. Come la preparerete e quanto è importante per tornare a vincere? Allora, innanzitutto dovremmo cercare di recuperare qualche uomo, perché come hai detto tu prima all'inizio della domanda abbiamo fuori Ricciuli, Locascio era in panchina ma era ritornato dopo 3 settimane di fermo. Ora non sappiamo Alberto l'entità del danno che ha sentito un po' tirare parlo di Cosentino. Pellegrino penso che ormai se ne parlerà o a fine mese o all'ultima partita oppure... Allora, è una squadra di giovani, è una squadra che in casa ha sempre fatto bene il Castelbuono, per cui la dovremmo preparare abbastanza bene, se non ti dico un po' come questa, ma deve essere forse anche di più di questa. Sapete perché? Perché come ho detto prima, tante volte giocare contro la prima, le motivazioni, la determinazione, il sacrificio viene facile. E quando giochi con le squadre che sono un po' più sotto di classifica, per cui l'ho detto pochi minuti fa all'interno dello spogliatoio, oggi siamo riusciti a fare una grande partita, ma dobbiamo dare di nuovo continuità dei risultati. E domenica ne avremo ancora una più difficile di questa, perché loro in questo momento sono sotto, per cui cercheranno punti maledettamente, ma li cerchiamo anche noi. Per cui poi ecco perché ti dico dobbiamo riprepararci nuovamente, fare la conta degli infortunati e non, e cercare di prepararci al meglio, però abbiamo delle certezze in più di giovani che hanno fatto bene quando sono entrati.